Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un incidente sul lavoro a Licata in provincia di Agrigento. Un 55enne dipendente di un'azienda che si occupa di soccorso stradale ha perso 2 dita della mano e parte di una falange di un terzo mentre stava sistemando un'automobile sul carro attrezzi. L'uomo è stato prima trasportato in ambulanza all'ospedale San Giacomo d'Altopasso e successivamente trasferito in elisoccorso al Policlinico di Palermo, in corso accertamenti del personale dell'ASP. E ci spostiamo a Palermo, dove un imprenditore edile ha ricevuto un'intimidazione messa in atto dalla mafia. Una bambola con un proiettile conficcato nella testa e impiccata alla porta d'ingresso di una villetta. Emerge nell'ordinanza che ha portato ieri a 7 arresti nel quartiere Mezzo Monreale del capoluogo siciliano. L'obiettivo era quello di costringere la vittima a rivolgersi alla famiglia della zona per la messa a posto, ovviamente garantendo una percentuale sull'appalto. E ancora un attentato incendiario, questa volta a Licata, in provincia di Agrigento. Si tratta del 5° episodio in meno di un mese ai danni di attività commerciali. Il rogo, la cui natura è quasi certamente dolosa, ha interessato la saracinesca di un bar del centralissimo Corso Umberto. Le fiamme, oltre l'ingresso del bar, hanno danneggiato anche un distributore automatico di sigarette. Avviate le indagini. Il consultorio familiare di Termini Imerese nel Palermitano sarà intitolato alla memoria di Roberta Siragusa, vittima 2 anni fa di femminicidio a Caccamo. Oggi alle 11 davanti alla sede del distretto 37 sarà scoperta una targa in ricordo della giovane donna. A promuovere l'iniziativa sono state l'Avo Sicilia insieme alle sezioni di Palermo e Termini Imerese, oltre alla rete regionale Zero Molestie del Sinalp. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 12.